Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Bentrovati amici di Unica Radio nella nostra rubrica Chuck in Sardegna, la rubrica dedicata al cinema in Sardegna. Ogni settimana con noi ospiti registi, attori che hanno lavorato nella nostra isola per raccontarci un po' quelle che sono le loro esperienze e quelli che sono i loro progetti futuri. In compagnia di Marinella Frau, Luca Lobina e alla regia Priamo Meloni. Oggi con noi Maurizio Pulina. Ciao Maurizio. Ciao ragazzi. Benvenuto. Ciao Maurizio. Grazie di avermi invitato, sono molto felice di essere Grazie qua. a te di aver trovato uno spazietto per noi. Cercheremo di fare un riassunto di quelle che sono tutte le tue attività nel teatro, nel cinema. Ma non ha fatto niente, No. quindi facciamo due cose, diciamo Due cose cosette veloci basta, e ne chiudiamo. ripetiamo. Quindi attore di teatro, di cinema, anche doppiaggio. In quale ruolo ti sei trovato meglio? Allora, io nasco in teatro proprio a tutti gli effetti, però poi nel tempo, avendo sempre avuto la passione per il cinema, mi sono, diciamo, dedicato totalmente a quello, soprattutto al cinema indipendente negli ultimi anni. E poi diciamo che per me, fin da bambino, il cinema rappresentava un modo di sognare a occhi aperti, e quindi il cinema è diventato tutto nella mia vita. Però non posso dire certamente di aver messo da parte il teatro, forse negli ultimi anni, quello sì, però per almeno 15 anni ho sempre fatto molto teatro. Ho iniziato a Roma, anzi, ho iniziato ad Alghero, questo perché non mi ricordo mai le mie cose. Ho iniziato ad Alghero che ero un Dove ragazzino. nasci? Dove nasco? Io sono nato ad Alghero. E poi a 14 anni ho fatto prime esperienze in parrocchia, sai, spettacolini così. E poi dopo avevo questa forte esigenza di emergere, di esprimermi e sono partito per Roma. Lì ho fatto l'università e mi sono iscritto all'Accademia d'Arte Drammatica alla Scuola di Teatro Menandro con Mino Sferra. Lì è partita insomma tutta la mia trafila di esperienze teatrali, perché già durante Tantissime l'accademia ho visto, con attori di grandi capacità anche, no? sì, Cioè, beh, ho avuto la fortuna di avere innanzitutto tanti buoni maestri e poi nel corso della carriera incontrare tanti personaggi del teatro, del cinema, della televisione e del doppiaggio di cui sono stato sempre appassionato e che mi hanno insegnato, in ogni settore mi ha insegnato tanto, ecco. quindi sempre Roma in questi anni. Fino al 2010, sì, quindi 10 anni pieni. 10 anni di Roma. E poi cos'è che ti ha spinto a tornare qua in Sardegna? Sicuramente l'amore per la terra, per l'aria pulita, per gli animali, la foresta. La tranquillità Cioè, che abbiamo diciamo, qua rispetto sì, a Roma, la vita è che un va, caos assurdo. esatto, la vita che va alla velocità che a me piace, quella che ti permette di riflettere, di apprezzare le bellezze della vita. Forse per come sono fatto io, le grandi città non mi hanno mai permesso di vivere appieno quella tranquillità, che poi è una tranquillità interiore, lo sappiamo che devi vivere, però sai, abbiamo bisogno di agenti esterni naturali che ti aiutino in questo percorso. Poi ovviamente la famiglia, gli amici, ma sai, anche lì Roma mi ha adottato, quindi comunque un pezzo di cuore ce l'ho lasciato anche lì. Ci torno molto spesso perché ho la mia gente lì, i lavori, sai, si fanno anche molto a Roma, Ecco, infatti, per sì. ovvi motivi. Però devo dire che la Sardegna mi ha dato più di quello che mi sarei aspettato, proprio a livello di crescita, perché qui mi sono dovuto mettere, come tanti, rimboccarmi le maniche in un'altra maniera e quindi mi sono reinventato e ho iniziato a essere ancora più creativo, perché la creatività è sicuramente una componente fondamentale per un artista. Cioè, se tu smetti di essere creativo e curioso, piano piano secondo me ti affossi da solo in questo Ti mestiere. irrigidisci in uno schema. Bravissima. Quindi lì ho incontrato quella che è diventata poi la mia socia storica, che è Chiara Murru, e abbiamo fondato lo Spazio T. Dopo un anno che io mi ero preso questa pausa, sai che poi a un certo punto arriva il classico, la tramvata, no? Ti arriva la tramvata e dici, oddio, non voglio fare questo nella mia vita. A che età ti è successo? 27-28 anni più o meno. Ho iniziato dopo 6-7 anni che facevo l'attore professionista da 4-5, però comunque
sai, è sempre uno studio, un percorso. Sì, ma poi devi incassare no, devi sempre subire tante cose, Tu lo è sai una bene fatica come funziona. enorme, cioè quindi nel momento in cui dici basta, getto la spugna, non ce la faccio più, poi bisogna anche avere il coraggio di tornare, no? Riavere quella spinta che ti dice ok, dai, va bene, ci riprovo. Esatto, e quindi è ripartito tutto con questo incontro, anche un po', secondo me, quando il destino si mette lo zampino, no? Ho incontrato questa persona che è appunto Chiara Murru, una grandissima artista, poliedrica, veramente, che aveva un'esperienza molto diversa dalla Beh, mia, un teatro di un certo tipo, Le Cocchiano, La Maschera Neutra, tutte cose che io conoscevo di striscio, diciamo. E però ci siamo cioè sai, quando ti complementi, io ho portato la mia esperienza che venivo dal teatro classico, dal teatro di prosa, e poi chiaramente anche una formazione cinematografica. E insieme abbiamo fondato quello che poi è diventato lo Spazio T, che oggi è una realtà, ormai sono 15 anni, una realtà consolidata. Tu e tra continui a l'altro- occupartene? Sì, non più come prima perché ormai ho Chiara, che è stata anche quella che poi ha ideato tutto il progetto dello Spazio T, porta avanti lei soprattutto il progetto Spazio T, ma soprattutto legato al Festival Mamatita, che è un'attività, un festival che ormai è uno dei più importanti per quanto riguarda il teatro circo, teatro da strada e circo. E siamo arrivati quest'anno alla 8ª edizione, se non ricordo male, potrei sbagliarmi, o la 9ª addirittura, perché sai, ogni tanto ti perdi dei pezzi. Io però poi a un certo punto negli anni continuavo a spingere per fare delle cose più legate a quello che piace a me anche, quindi il cinema, il doppiaggio, e ho piano piano nutrito quello che era il panorama anche di utenza che veniva e circondava lo Spazio T per quanto riguarda la formazione, con quelli che sono stati i miei maestri a Roma e nella mia carriera formativa, diciamo, quindi Giancarlo Giannini nella recitazione, Luca Ward nel doppiaggio, Monica Ward, Massimo Lopez, tutta gente anche con nomi altisonanti, ma anche persone che magari non avevano questo grande nome, ma che in realtà, come dicevo prima diciamo di questa intervista, chiamiamola così, con Luca, che spesso a volte il nome non noto ti dà molto di più di tanti altri, perché anche insegnare e trasmettere non è qualcosa che proviene per forza da una fama o da una grande esperienza, ce lo devi avere dentro, secondo me. Bisogna essere capaci di trasmettere. Bisogna certo. saper trasmettere, oltre che essere Oltre un che bravo essere attore, un un- bravo regista, se non sai trasmettere, diciamo che il tuo lavoro, il tuo nome non basta per quello che è relativo a un insegnamento di questo lavoro. Assolutamente. E il tuo sogno di diventare regista? Si sta avverando, nel senso che proprio, insomma, ne parlavo con Luca prima, abbiamo in programma, cioè ho in programma dal 20 di ottobre di iniziare le riprese di Sotto la corteccia, che è un cortometraggio. Dal 20 di ottobre, cioè fra Adesso. una settimana. Infatti sono appena finito un workshop questa settimana, siamo un po' provati, tra l'altro con Richard Sammel, che è un attore straordinario, poliedrico, oltre 100 film all'attivo. Per intenderci, il nome a volte non dice niente, ma è il tedesco che ha fatto Bastardi senza gloria di Tarantino, Andor di Star Wars, insomma, e tante altre cose. E quindi dopo di questo inizierò questo cortometraggio, che per me è il primo lavoro in cui faccio regia, cioè l'ho scritto, lo dirigo, lo produco, quindi ci metto pure i soldi e lo interpreto, lo cointerpreto, perché poi non sono proprio il protagonista, ma uno dei principali. E sarà difficilissimo, ti anticipo che sarà veramente difficile sì. passare da interpretazione del ruolo a regista, perché hai un'adrenalina completamente diversa.
Lì ci Bravo. vorrà tanta tecnica e lì dovrai tirare fuori un po' tutto quello che hai imparato, l'esperienza. Mi ricordo adesso una cosa in Sakuya Nuragica dove anch'io appunto dirigevo e dovevo fare una piccola parte che mi ero ritagliato perché c'era un monologo e ci tenevo tantissimo di interpretarlo io. Manuela Fanni mi ha detto: Luca, perché ha visto, no, che aveva una differenza di adrenalina completamente diversa e mi ha dato delle dritte pazzesche che sicuramente gli avrai insegnato tu e ha funzionato, mi è servito Sì. veramente tantissimo. Mi sono chiuso in una stanzetta, mi sono contato il battito, bla 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 bla, eccetera, è servito. Però è Sì. stata veramente tosta, veramente, perché sono due cose diverse. Completamente. Allora, io avevo già diretto delle cosette, ma erano soprattutto lavori videoclip piccoli, soprattutto poi dirigendo anche dei lavori, anche degli allievi alla fine. Cioè, quando lo vivi da attore, lo sai anche tu, la percezione registica per te è diversa, Beh, perché lo certo. vedi dal tuo punto di vista attoriale, quindi studi, capisci, impari. Io ho fatto anche il percorso da regista, programmista, cinema e televisivo, però la pratica è un'altra cosa, cioè quando vai sul campo è un'altra Questo è il cosa. primo? Sì. Quindi come lavoro proprio di una certa importanza per me, anche per è fatto proprio secondo tutti i crismi, ci sono tutte le figure, una produzione comunque organizzata e Hai un abbiamo dire- anche la collaborazione dell'Accademia di Belle Arti di Sassari, Mario Sironi, e insomma sono convinto che faremo un bel lavoro. Ci sarà Daniele Diana di UP e Michaela Cauterucci aiuto regia. Comunque mi sono premunito, nel senso che dovendo fare questo doppio ruolo, anzi triplo, perché poi sono pure produttore, ho cercato di prendere le figure giuste con cui tra l'altro lavoro da anni, alcuni di loro ci lavoro da anni, o li ho incontrati in film, progetti vari, quindi ci capiamo abbastanza velocemente sulle Li hai cose. già visti all'opera, diciamo. Sono tutti bravissimi professionisti. L'altro attore è Giuseppe Boi, Ah, che ho avuto il piacere di conoscere a fondo ed è quell'attore che mi ha colpito di più di tutti i provini che ho fatto su quel ruolo. E quindi non vedo l'ora di iniziare. Da un altro punto di vista mi sto cacando sotto perché come puoi immaginare, sai, quando ci metti pure i soldi hai paura di toppare, poi vabbè, ovviamente devi sempre viverla col gioco. hai un direttore della fotografia? Sì, O fai sì. tu? Sì, no, se Ah. mi metto pure a fare quello, No. ciao. No, è Daniele Diana. Diana. Sì, Daniele Diana che negli ultimi anni ha fatto dei lavori veramente pregevoli anche per Sky e altri lavori Rai, cioè si è distinto. Lui nasce come operatore di camera, però poi ha imparato a fare tante cose e quando hai delle doti, secondo me, Certo. innate, l'occhio, eccetera, secondo me emergi anche in altre cose. E lui, devo dire che nella fotografia mi ha convinto molto, quindi che tra l'altro Daniele è anche coproduttore perché nella sua parte contribuisce alla produzione del corto. Quindi insomma, Diciamo poi ci sarà anche Michaela Cauterucci, sei in una botte di ferro. Aiuto regia? Sei veramente sì, Miki una qualità eccellente. è bravissima, a parte essere una grandissima DOP. Però in questa veste di aiuto regia mi piace molto perché è super, come dico io, cazzuta, nazista, organizzata e poi mi dà una mano anche perché per quanto sia tutto bello preparato, la shooting list, inquadrature, lo storyboard, c'è sempre bisogno di una persona che ti dice ma possiamo fare così, ti dà delle soluzioni, Certo. cioè persone che ti diano soluzioni e non problemi. E questo Esatto, non è una meglio, cosa sì. scontata perché nel cinema c'è sempre quello a volte che vuole un pochino prevaricare o vuole invece di dare una mano a volte ti toglie aggiunge qualcosa. problemi. Sì. Beh, sì. E Gira- poi no, chiedevo se scusami. girate in Sardegna. sì, giriamo nella provincia di Sassari, delle location molto suggestive che abbiamo selezionato. Faticosamente Sì, selezionate. sai, location scouting è una cosa... L'hai fatta tu?
io per il 50% sì, poi l'ho lasciata, ho delegato a reparto fotografia e scenografia che sono andati a visitare, eccetera. Abbiamo trovato delle location molto belle, adattissime a esattamente quello che stavo cercando. Si può dire qualcosa sulla sinossi? Di Allora, cosa siccome poi parla? sai che i corti, essendo molto corti, Certo. dici qualcosa e rischi di rivelare, però posso dire che è un dramma decisamente immerso nel mystery, che è un genere che io adoro. Quindi un film corto di mistero che però ovviamente per le tematiche che io amo sfocia poi nei rapporti umani, diciamo nel rapporto tra devo stare attento a quello che dico perché è suggestivo, perché ti fa riflettere su delle cose che noi diamo per scontate spesso nelle situazioni di difficoltà, e invece forse a volte ci vuole solo la cosa più semplice. Parlo tra le persone, ecco, i rapporti tra le persone. E poi io, essendo un grande fan cioè uno dei miei registi preferiti è David Lynch, poi tutti i vari Kubrick, eccetera, eccetera, ho questa diciamo grande propensione verso un po' l'horror, però l'horror di qualità, cioè Sì, non splatter. no, guardo tutto, però insomma adoro Carpenter, adoro le musiche anni 80, quel cinema anche che oggi Non c'è più. oggi vediamo un prodotto buono forse su 10 ogni tanto, e quindi io avevo l'esigenza di fare un qualcosa che mi piacesse anche guardare, perché io solitamente le cose che faccio come attore non le guardo mai, cioè mi riguardo e mi sopporto. Ok. Nonostante magari Ecco, mi dicano hai perfetto. fatto un lavoro bellissimo, straordinario, bravo qui, bravo lì. Adesso da poco è uscito un film che ho fatto al cinema, è un'anteprima, adesso uscirà al cinema, che è Il criminologo di Antonio Roig, dove io sono il protagonista, un avvocato penalista degli anni diciamo in voga negli Ho anni visto del la locandina, fascismo. ma non è ancora uscito. No, abbiamo fatto No, solo un'anteprima a eh, loro, sì. Perché ho visto anch'io ma dovrebbe essere messo in distribuzione fra poco. Sì, perché- sì, allora farà una piccola distribuzione in Sardegna tra Cagliari e Sassari, Sì. in qualche cinema qui, forse anche Oristano, Olbia, adesso non ricordo, e poi faremo Roma, qualche grossa piazza, poi sai, nelle distribuzioni indipendenti, quindi non i film, non so, Fandango, Cattleya, Certo. eccetera, è sempre un po' un macello riuscire a distribuire i film, poi questo periodo non ne parliamo, però avrà una sua distribuzione, e poi speriamo insomma che vada in una buona piattaforma, perché oggi poi a un certo punto devi finire lì. per Non è una forza. serie comunque, No, è no, un, è un è film, un lungometraggio. è un sì. lungo, un'ora e 40, sì, quindi è un lungo. E tra l'altro c'è mezza Sardegna in questo film, perché sono tantissimi personaggi, c'è Simeone Latini, Barbara De Rossi, Ah, che sì, non giusto, c'entra ho visto che c'è tra gli anche attori Barbara. sardi, però ho lavorato con lei in un po' di scene, poi che impreziosisce comunque anche il film. E poi ci sono tantissimi attori sardi che hanno fatto La regia, loro- ricordami, no? la regia è di Antonio Roig, che è noto, diciamo, per aver fatto soprattutto documentari sulla Infatti, storia perché della no? Sardegna. Ah, ecco, perché come regista anche per Rai cinematografico Sardegna. non- No, è il primo film infatti che fa. infatti. È un bravissimo documentarista di grande cultura, proprio sulla cultura della lingua sarda, esperto sulla deledda, e poi ha scritto questa storia su Gonario Pinna, Ah, beh. appunto, questo criminologo che è realmente esistito in Sardegna e che ha segnato un pezzo di storia di quegli anni, tra gli anni 20, diciamo, e gli anni 50 soprattutto. Dobbiamo concludere, abbiamo Ok. raggiunto il tempo a disposizione. Ho parlato troppo. No, il tanto giusto, perché ci mancano pochi secondi per chiudere la puntata.
Che dire, ti ringraziamo e non vediamo l'ora di vedere poi il tuo progetto futuro. Speriamo tanta merda. Merda. Grazie a voi ragazzi per avermi invitato, è stato un piacere. Grazie a te. E vi seguirò. E noi ci vediamo su unicaradio.it e ci ascoltiamo su unicaradio.it e su Come YouTube. sempre. Come Come sempre. sempre. A martedì alle 20. Ciao. Ciao. Ciao.